Ricetta per la fregua in brodo. Gli ingredienti sono un po' di verdure di stagione. Qua abbiamo fagiolini, sedano, zucchine, carote, un po' di erbe, quindi basilico, maggiorana, erba cipollina, un po' di pesce, filettino di tracina, dei gamberi rossi, una scoppietta, arselle e cuore, cozze e poi fondamentale il brodo di gallina. Quindi facciamo una fregua molto leggera, molto veloce, che si può fare benissimo a casa senza problemi, semplice da realizzare senza dover anche un piatto dell'ultima ora. Allora, partiamo, mettiamo la pentola sul fuoco, mettiamo il brodo di gallina, lo facciamo scaldare molto bene. Dall'altra parte mettiamo un po' d'acqua per cucinare la fregua. Allora, se la fregua è di buona qualità, quindi che non è fatta artigianalmente e senza macchine, è bene precuocerla un attimino. Questo perché se no la cuociamo nel brodo, ci sporca il brodo diventa opaco, brutto da vedere. Quindi se vogliamo vedere un brodo lucido, un brodo trasparente, bello anche da vedere, è bene dargli una scottata di 5 minuti in modo che la fregua perda un po' di amido e sia già cucinata, quindi non dobbiamo cuocerla tanto nel brodo, è un piatto che possiamo fare veramente in 10 minuti. Allora, iniziamo a mettere le verdure che abbiamo citato prima, fatte una brunoise, quindi dei dadini di verdura mista. Il brodo logicamente deve essere un brodo di pollo, meglio se di gallina, quindi bello saporito. Aggiungiamo gli elementi verdi, quindi un po' di foglie di sedano, un po' di foglie di basilico fresco, un po' di maggiorana, sempre foglie, in modo da dare freschezza al piatto. È un piatto molto leggero perché non stiamo facendo soffritti, non stiamo facendo non stiamo aggiungendo nessun grasso, un filetto di tracina che qui leviamo un po' la pelle che è un po' dura. Togliamo la polpa del pesce, sempre a cubetti. Un filettino ci basta per 4 persone, quindi che ci serve per insaporire. Già il brodo deve essere buono, quindi già si potrebbe mangiare così. Aggiungiamo queste cose qua per arricchirlo, quindi la testina della seppia, un po' di filettini tagliati a julienne fina, i gamberi, dove useremo solo le cose, sempre tagliati a cubetti, ok, e qua abbiamo tutto. Qua abbiamo le vongole, le cozze, che saranno le ultime cose che metteremo perché non hanno bisogno di cottura. Mettiamo tutti questi ingredienti in una piccola bolla, li fondiamo con un pochettino di sale e olio extravergine,
scoperta in modo da insaporirli bene e siamo pronti. Versiamo il pesce, spegniamo il fornello, ci mettiamo le cozze, le arselle, manca solo da aggiungere la fregua che abbiamo spostato precedentemente nell'acqua. Diamo una riscaldata dell'acqua, sempre per il motivo di non rilasciarci troppo amido nel brodo, per avere anche le diverse consistenze, perché poi la fregua è abbastanza croccante insieme a queste cose dove c'è morbido croccante insieme. Fregua calda, mescoliamo. Ok. Di solito io ne metto una cucchiaiata a testa in modo da non appesantire il piatto. Deve essere tutto equilibrato tra ingredienti di mare, la fregua, le verdure, senza avere troppi ingredienti insieme. Andiamo a servirlo. Come vedete è un piatto veramente semplice da realizzare e molto d'effetto, anche perché stiamo servendo un brodo di pollo con del pesce che non è tanto usuale, bello fresco, saporito, dove sentiremo tutti gli ingredienti che compongono il piatto. Andiamo con un filo d'olio a crudo e via. E questo è il piatto.